Riprendono anche loro dopo la pioggia del weekend. Adesso c'è l'opportunità di fare punti. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Villarosa, provincia di Enna. Villarosa San Fratello, il recupero della 10ª giornata del girone B di promozione siciliana. Attenzione, Zogottinga si scontra con Di Martino, fischia l'arbitro. Eccolo qui, il cartellino rosso. Dunque va a parare Drago, il vice capitano dei messinesi. Parte Cimino sopra la barriera, anche sopra la traversa. Insiste Allegra, insiste il Villarosa, cross basso, deviazione, Zogottinga spalla alla porta. Pallone per Bangura, il palo alla rete, il palo no! In realtà va a segnare Cimino, ma è fuori gioco. Sembrava dentro il pallone di Bangura. Camarà, non c'è la verticalizzazione, spazio in avanti, pratico per la corsa da parte di Vergara che si scontra con Pesce, il pallone entra in porta, c'è il gol del San Fratello con Marcos Vergara che si è fatto male, rimane giù, ma ha portato con tanto sacrificio in vantaggio il San Fratello, il quarto gol in campionato, il secondo consecutivo dopo la rovesciata stupenda contro l'Aspra. Pallone per Vicari, posizione regolare secondo l'arbitro. Vicari quasi a giro, ma è presente Drago. Zogottinga, Bangura, Camarà, limite, calcia Camarà! Quasi da fermo il pareggio del Villarosa con Ibrahima Camarà, 1-1. Camarà. Vicari, sponda, Cimino, evita Samudi, ancora Cimino, non supera Regina, poi il tiro da fuori di Bangura! Super gol di Abdu Bangura, il gol del Villarosa che rimonta il San Fratello. Pallone calciato dietro, Ferrara, Cimino, calcia sinistro potente. Questa partita si doveva giocare sabato, ma per la pioggia si è allagato il campo. Gara spostata nella giornata di oggi. Cimino dalla distanza. Mardi, Bangura. Bangura, pallone per Mardi, calcia Mardi. Pallone sorvola la traversa. Al 99% la battuta all'Argentina. Infatti è così. Parte di tale basso sulla barriera. Pallone spazzato subito dal Villarosa. Bangura lo mantiene, poi riesce a servire Mardi, lancio lungo, corre Zogottinga entra in area, se la allunga ancora Zogottinga, protegge il tiro, risponde con il piede Drago, va di tale in mezzo, cerca il prolungamento, Galati, il colpo di testa sulla traversa di Ugrote. Bangura, pallone largo per Mardi, pallone di Zogottinga, Rapé, calcia il palo di Rapé, vicinissimo al gol. Intanto Zogottinga per Caba che si è inserito, Caba troppo in diagonale. Vergara corre Fiore davanti Pesce, prova il tocco morbido, alzata di Blasi, Caba trova però Pitarresi, allora riparte il San Fratello, praticò in profondità verso Vergara, esce Pesce con il pallonetto in porta da parte di Vergara, il pareggio del San Fratello con Marcos Vergara, morbido verso la porta avversaria, 2-2. Villarosa va avanti, Caba verso Zogottinga, viene incontro e riceve, ancora Zogottinga, area di rigore, il tiro di Rapé, ha cercato l'angolino, il tocco di Vitale, scivolata regolare, invece no, c'è il fallo secondo l'arbitro. Occhio perché si accendono gli animi tra Fiore e Lombardo, espulso Fiore ed espulso anche Lombardo. L'aggancio, ma c'è il triplice fischio, eccolo qui, è ufficiale, 2-2 tra Villarosa e San Fratello, un punto per parte.